È una sconfitta del partito del no e ce ne saranno molte altre, promette Brugnaro. Il candidato sindaco cita la bocciatura del ricorso di Italia Nostra sul Fontego dei tedeschi per parlare delle opportunità sprecate dalla città in questi anni. Per Brugnaro chi vuole investire scappa a gambe levate di fronte agli ostacoli che si trova di fronte. Ma non solo i discorsi, è il partito del no, è proprio il partito del no all'opera. E qui è sempre la solita storia, per fare una cosa ci metti anni. Meno male che il Consiglio di Stato ha dato ragione e soprattutto ha fatto anche una sentenza rapida. Questo giustifica quello quando dico che i giudici comunque ci sono, la magistratura comunque è efficiente, non abbiamo bisogno di un ennesimo magistrato anche come sindaco, c'è già la magistratura. Quello che dico io al partito del no, a quelli che si oppongono sempre a tutto e a tutti, che nel frattempo stanno uccidendo la città, hanno ucciso la città. Abbiamo chiuso a Porto Marghera, abbiamo mandato via Zamparini quella volta, adesso abbiamo mandato via Pier Cardin. Brugnaro smentisce le voci che lo accusano di aver già chiuso la partita sugli assessorati e replica annunciando il coinvolgimento della cittadinanza nell'assegnazione delle deleghe. Non ho parlato di poltrone con nessuno, noi pensiamo che devono essere le poltrone degli assessori, poltrone di persone che siano vicine ai cittadini e possono essere trasparenti. Vogliamo, appena insediati, aprire immediatamente 13 tavoli di valutazione aperti ai cittadini, abbiamo già cominciato a raccogliere iscrizioni con tutti i nostri militanti, simpatizzanti e lo faremo con chiunque voglia partecipare. Sulla polemica legata ai presunti brogli, Brugnaro tira dritto e dice: abbiamo denunciato il tutto. Che ci siano state delle inefficienze e delle assolutamente incongruenze l'abbiamo denunciato e lo stiamo dicendo, per cui qua non si tratta di fare per l'ennesima volta viene fuori la caratura del magistrato, si preoccupi piuttosto invece di capire come mai sono ancora che fanno gli scrutini e capire perché in questo momento sembra che sia scattato il soccorso rosso da quello che dicono, cioè si parla di un sistema di gestione delle urne che a noi non va bene, noi vogliamo che le urne siano assolutamente presidiabili dai nostri rappresentanti di lista, non vogliamo barriere.